Scende l'indice di contagio, la Sicilia da lunedì è arancione, riaprono le scuole, anche le superiori, ma tra una settimana. Studenti universitari a sostegno degli alunni tra i 5 e i 10 anni, 120 bonus spese erogati nel comune di Agrigento, la cassa integrazione non arriva, intervento della UIL, petizione online, riparti Sicilia. Alla Regione 23 posti d'assistente parlamentare, 8 per giornalisti, le domande vanno inviate entro l'11 febbraio. La Regione certifica i danni alle dune di Maddalusa d'Agrigento, l'impresa incaricata dal Comune ha spianato le dune a documentare danni con un video Mare Amico, i fatti risalgono al mese di giugno. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sceso l'indice di contagio, il rischio è basso, ma per ora niente giallo, arancioni con cautela. Musumeci si allinea, la regione sposa le regole nazionali, solo Messina resta rossa e il sindaco De Luca promulga i divieti. C'è il servizio. Numeri alla mano, la Sicilia poteva aspirare alla zona gialla, eppure passerà lunedì dall'inferno rosso al limbo arancione. L'RT, indice di contagio, è sceso sotto 1 e la valutazione complessiva del rischio passa da alta a bassa. Ma secondo direttive ministeriali servono almeno 2 settimane di fila per confermare il miglioramento e non si possono saltare 2 caselle in una volta. L'ordinanza firmata in serata dal ministro della Salute Roberto Speranza non riserva sorprese e stavolta il presidente della regione Nello Musumeci, che poco meno di una settimana fa aveva minacciato un lockdown come quello del marzo scorso, recepirà senza cambiare una virgola le decisioni nazionali che allentano la stretta. Dalla mezzanotte fra domenica e lunedì si potrà circolare dalle 5 alle 22 nello stesso comune, consentita una sola visita al giorno a parenti e amici, al massimo in 2 persone più figli minori di 14 anni e disabili. Ci si potrà spostare dai piccoli comuni entro 30 km, ma senza andare nei capoluoghi di provincia, fatti salvi i motivi di lavoro, salute o necessità. Riaprono i centri commerciali nei giorni feriali. Alle superiori riparte la didattica in presenza alternata fino al 75% degli alunni. Gli atenei sono liberi di riaprire. Riaprono i negozi di abbigliamento e al dettaglio. Restano vietate le consumazioni dentro bar e ristoranti o in prossimità. Dalle 5 alle 18 è permesso l'asporto di cibi e bevande da tutti i locali, dalle 18 alle 22 solo dai locali con cucina. Restano chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre e piscine, ma aprono i centri sportivi. Ci sono però eccezioni importanti. Messina potrebbe restare rossa. 3 settimane di chiusura hanno sortito meno effetti di quelli sperati e il sindaco Cateno De Luca prende di nuovo in contropiede la regione e annuncia una sua ordinanza di zona rossa rafforzata fino a mercoledì. Ma anche per il resto dell'isola i tecnici avevano suggerito una settimana in più di sacrifici. Adesso prudenza o tra 10 giorni saremo punte a capo. Ma non può essere un liberi tutti perché l'epidemia circola in tutto il mondo e quindi circola anche in Italia e in Sicilia. Il passaggio alla zona arancione è un'occasione di speranza, ci restituisce i sacrifici di questi ultimi 15 giorni, ci consegna un dimezzamento dei contagi negli ultimi 15 giorni e quindi alcuni segnali importanti sul sistema sanitario e sulle relazioni sociali, ma non può essere un liberi tutti. Non possiamo dimenticare che il virus circola, non possiamo dimenticare che i nostri comportamenti incidono sulla efficienza del sistema sanitario e soprattutto sulle attività produttive. Chi ha a cuore lo sviluppo dell'economia siciliana deve sapere che rispettare delle regole basilari oggi è importante. È partito il progetto Nessuno resta indietro, percorsi per il recupero e il potenziamento in Sicilia voluto dal governo Musumeci. L'obiettivo del progetto è quello di sostenere gli alunni più fragili delle elementari che a causa della didattica a distanza si trovano in uno stato di disagio educativo. Riteniamo fondamentale un'azione rivolta a sostenere il benessere psicofisico degli alunni che a causa dell'emergenza Covid-19 si stanno ritrovando in maggiore stato di difficoltà o con ritardi di apprendimento, spesso maturati a seguito del forzato e prolungato ricorso alla didattica a distanza, sottolinea l'assessore regionale all'istruzione e alla funzione professionale Roberto Lagalla. Circa 1000 studenti nel corso di laurea magistrale scienze della formazione primaria dell'Ateneo di Palermo e 200 dello stesso corso di laurea magistrale di Enna svolgeranno il proprio tirocinio organizzando attività a distanza con piccoli gruppi di alunni a maggiore rischio di insuccesso scolastico. Verranno coinvolti in percorsi didattici mirati alunni fra i 5 e i 10 anni con svantaggio culturale.
Si ritorna a scuola lunedì le medie, dopo una settimana i licei. Con la fine della zona rossa ripartono le lezioni in presenza. Gli istituti superiori cominceranno l'8 febbraio con metà degli alunni. Il nostro direttore Arturo Cantella. Da lunedì 1 febbraio riapriranno le scuole della città, a comunicarlo il primo cittadino Franco Miccichè di Agrigento. La decisione presa dagli assessori regionali alla pubblica istruzione Lagalle e alla sanità Razza. Per chiudere una scuola occorrerà prima un provvedimento dell'autorità sanitaria. Per questo si rientrerà con orari differenziati, percentuali differenziati in classe. Seconda e terza classe della scuola media inferiore e scuole medie superiori cominceranno con il 50 o il 75% in presenza. Le corse degli autobus saranno potenziate, i mezzi sanificati e controllati, visto che possono contenere solo il 50% dei posti disponibili. Intanto, afferma il sindaco, continueranno gli screening della popolazione scolastica che vorrà sottoporsi al tampone. Da lunedì le scuole saranno riaperte perché si segue la regolamentazione sia nazionale che regionale. Ci saranno anche delle scuole medie superiori con la didattica a distanza in percentuale. La raccomandazione che facciamo noi ai ragazzi di mantenere le distanze, di usare le mascherine e di usare tutte quelle precauzioni utili per evitare che la pandemia si possa diffondere. Abbiamo anche regolamentato gli accessi a scuola, ci saranno ingressi a distanza di un'ora l'uno all'altro per evitare assembramenti sia all'ingresso che anche all'uscita. Anche con i mezzi di trasporto saranno dimezzate le presenze all'interno dei mezzi di trasporto, quindi saranno anche potenziati il numero di mezzi per far sì proprio che si possa accedere a scuola senza i soliti assembramenti. Poi le raccomandazioni sono quelle di sempre: disinfettarsi le mani, evitare di togliersi la mascherina specialmente quando si è quando si è in classe, quando c'è più assembramento, però assembramento che naturalmente tra virgolette bisogna sempre evitare. Capisco bene che la scuola è un luogo di aggregazione, è importante però per lo sviluppo psichico dei nostri ragazzi. Bisogna stare soltanto attenti. Io vedo anche che i docenti e il personale anche ARA sono molto attenti. Io ho sentito spesso molti dirigenti che sono impegnatissimi nello svolgere il loro lavoro, tengono tantissimo alla salute dei ragazzi, quindi da questo punto di vista possiamo stare anche tranquilli. In questi giorni stiamo assistendo a questa campagna sui tamponi fatti nelle scuole e stiamo vedendo ottimi risultati, insomma, in senso che ci sono pochi contagi. Sì, si stanno facendo i tamponi al personale, ai docenti, anche a tutte le scolalesche. Sono soddisfatto per l'affluenza. Ieri per esempio, se ricordo bene, su 450 tamponi alla scuola Levi Montalcino abbiamo avuto proprio zero casi positivi. Questo mi rende soddisfatto perché vuol dire che la popolazione, e specialmente i ragazzi, stanno capendo veramente cosa vuol dire la parola Covid e hanno capito finalmente quali sono le precauzioni da adottare per evitare la diffusione del virus. Anche i casi in città sono in sensibile diminuzione? Sì, sono in diminuzione. Abbiamo tanti guariti, certo ci sono ogni giorno dei casi nuovi. Speriamo che questi vanno sempre a ridursi e raccomando sempre massima responsabilità. Un esempio che voglio lanciare: chi è in attesa dell'esito del tampone molecolare, per favore deve rimanere a casa quei 2 o 3 giorni in attesa dell'esito, perché se dovesse essere positivo e in quei 2 o 3 giorni è stato in giro, capite bene la diffusione del virus e come si realizza. Ecco. Sindaco, qualche novità sui vaccini? Molta gente ci chiama, vuole sapere come si snoderà la pratica. Lei come medico, anche come sindaco, che anticipazioni ci può dare? Ma io come medico dico che bisogna vaccinarsi. Naturalmente ci sono delle categorie a rischio, delle categorie già stabilite dal Ministero della Salute che l'ASP sta rispettando. Devo ringraziare anche i miei colleghi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP 1 di Agrigento che stanno facendo un lavoro immane, stanno facendo tantissimi vaccini rispettando sempre quelle categorie di cui parlavo poco fa. E poi saranno anche i medici curanti anche a segnalare
i loro pazienti più a rischio, saranno anche le varie categorie, per esempio i ragazzi del volontariato che avranno a che fare anche con i Covid positivi al proprio domicilio e così via, anche tante altre categorie. Però devo dire che grazie anche alla disponibilità che il direttore Zappia dell'ASP1 sta concedendo anche a noi comune, c'è una massima collaborazione, si lavora in simbiosi e sono soddisfatto. Vi do semplicemente i numeri per poter avere poi contezza precisa di quelli che sono i ricoveri importanti nella nostra provincia, però vorrei fare poi con voi una piccola riflessione su quelli che invece sono i casi positivi giornalieri. I numeri dei ricoverati sia ad Agrigento che a Sciacca ci vedono in una situazione di miglioramento, perché sia nella medicina di Agrigento che in quella di Sciacca abbiamo meno 3 pazienti rispetto alla settimana scorsa. Da 30 siamo passati a 27, da 11 siamo passati a 8. Quindi sostanzialmente c'è un alleggerimento dell'occupazione dei posti, e così anche per la medicina intensiva, per la terapia intensiva. -1 sia ad Agrigento che a Sciacca, i numeri sono 3,2, quindi adesso vi sarete abituati anche voi che su 30 posti di terapia intensiva avere in totale 5 persone ovviamente non è una situazione drammatica, però la riflessione che vorrei fare assieme a voi è figlia di un incontro che tutte le settimane, su iniziativa del nostro prefetto, stiamo facendo assieme a Sua Eccellenza il Prefetto, al nostro Dipartimento di Prevenzione, e assieme al Sindaco del Comune Capofila in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, per vedere un po' la situazione, che è un po' quello che io faccio pubblicamente per renderci conto di come dobbiamo muoverci. Ovviamente la situazione di Agrigento vi confermo che è una situazione che nel panorama siciliano vedrete che si riconferma agli ultimi posti sia come incidenza che come numero di casi per 100.000 abitanti. La riflessione che abbiamo fatto ieri e che oggi voglio fare a tutti voi è che, lo facevo presente a Sua Eccellenza il Prefetto, noi non possiamo illuderci di questi numeri in discesa, perché il virus continua a rimanere in mezzo a noi. E se voi prendete o fate mente locale su quelle che sono le comunicazioni giornaliere, noi abbiamo sempre dei numeri che variano da 50 a 60 a 70 numero di casi positivi giornalieri. Quindi cosa voglio dire io? La riflessione è importante. Il virus continua a essere in mezzo a noi. Ha rallentato perché ci sono state le misure di chiusura, tra virgolette. Però non è scomparso. E questa non scomparsa e quindi mantenimento del virus si ripercuote sull'attuale occupazione dei posti letto, che si bassa, ma se vi ricordate con il lockdown totale nella prima fase l'avevamo azzerata sia come ricoveri ordinari che come terapia intensiva. Quindi stiamo un po' con questi apri e chiudi, giocando con il virus che però è sempre in mezzo a noi. Lui diciamo che si fa un po' beffa di noi e continua a rimanere. Tutto questo messaggio, che può non voler dire nulla se ci fermiamo a queste considerazioni, vuole essere una raccomandazione a tutti noi, me per primo, a mantenere sempre l'unica misura che noi abbiamo per contenere il virus, che ci accorgiamo essere il distanziamento, le misure di prevenzione, tutte quelle cose che adesso sappiamo tutti e che, se le impariamo affinché si facciano parte della nostra vita, ci consentono di tenere lontano il virus. Una considerazione sui vaccini: noi avevamo fatto tutte le prime dosi nelle forniture, sono arrivate le seconde, vi confermo che abbiamo le seconde dosi per tutti, 8.129 l'avevamo fatti la prima volta, fino ad oggi ne abbiamo fatto circa 2.007, 2.008 e quindi completeremo queste dosi e, se Dio vuole, settimana prossima avremo la fornitura per ripartire con le categorie fragili, che sono gli ultimi sanitari che rimangono, sono circa 500, e la parte della popolazione over 80, quindi proseguiremo a sprombattuto per questo, per poter fare in modo che, se avremo i vaccini, ci metteremo a lavorare, come vi dicevo la volta scorsa,
con tutte le nostre forze e con tutto quello che riusciamo a fare come organizzazione, ma anche con il supporto di chi vorrà partecipare a questa, battaglia epocale. Altri 120 buoni spesa sono stati erogati nel comune di Agrigento in modalità telematica tramite SMS tra ieri ed oggi ad altrettante famiglie che ne avevano fatto richiesta. Vediamo. Altri 120 buoni spesa al fondo regionale sono stati erogati in modalità telematica o tramite SMS nella giornata di ieri e di oggi ad altrettante famiglie che ne hanno fatto richiesta. Come avevo anticipato a Natale, afferma l'assessore alle politiche sociali Marco Vullo, abbiamo così riesaminato le istanze sui social bonus regionale che erano state presentate a fine novembre e che da una prima analisi erano state sospese per carenza di documenti. Abbiamo potuto constatare che a volte si trattava di piccoli errori che si potevano superare e per questo le abbiamo riesaminate tramite la procedura di richiesta di documentazione completata e finalmente i buoni sono state assegnate alle famiglie bisognose che ne avevano fatto richiesta. Si tratta, continua Vullo, di importi che variano da un minimo di euro 300 fino a un massimo di 800 euro in base alla consistenza del nucleo familiare. Mi sento soddisfatto del grande lavoro che sin dal mio insediamento e grazie all'impegno dei dipendenti comunali incaricati ai servizi sociali abbiano portato avanti raggiungendo un buon risultato in favore delle famiglie richiedenti in stato di disagio economico e di difficoltà. Stiamo lavorando, dice Vullo, alle nuove domande. Nei prossimi mesi, una volta definiti i criteri e le modalità di presentazione, provvederemo a predisporre nuovi avvisi per venire incontro alle fasce più deboli della nostra città attraverso i buoni spesa, ma anche come previsto dalla normativa regionale per il pagamento delle utenze. Saluto di commiato ieri pomeriggio al Palazzo di Città del dottor Michele Iacono. Dopo 4 anni di attività, oggi ha concluso l'incarico di segretario generale del comune di Agrigento. Il sindaco Franco Miccichè lo ha ringraziato per il lavoro svolto e gli ha consegnato una targa al ricordo dell'amministrazione comunale agrigentina. Il prossimo lunedì si insedierà la dottoressa Maria Concetta Floressa, di 56 anni, proveniente da Catania, selezionata tra 12 candidature presentate, che lascia l'incarico di segretario generale del comune di Lentini. Molti lavoratori agrigentini da mesi non ricevono la cassa integrazione, grido d'allarme della UIL, con in testa il segretario provinciale di Agrigento, Gero Acquisto. Il nostro direttore Arturo Cantella. Punta il dito sui forti ritardi nell'erogazione della cassa integrazione da parte dell'amministrazione pubblica. A farlo è il segretario della UIL della nostra provincia, Gero Acquisto, che afferma come ancora inammissibile e sconcertante che ci siano migliaia e migliaia di lavoratori privi della cassa integrazione in un momento così drammatico per l'economia italiana nel contesto della pandemia da Covid-19 in atto. Per moltissimi lavoratori, afferma Acquisto, al momento c'è un buio fitto perché molti sono ancora in attesa della cassa integrazione dal mese di settembre 2020. È inconcepibile che, malgrado le direttive del dimissionario governo Conte, l'INPS non abbia già provveduto a colmare il gap tra le sempre più drammatiche e diffusa sofferenza economica delle famiglie a misura di sostegno del reddito. Eppure, continua Gero Acquisto, era stato detto e promesso che nessuno sarebbe rimasto indietro, nessuno sarebbe stato lasciato da solo, ma è evidente che se milioni di lavoratori in Italia non hanno percepito la cassa integrazione, qualcosa è andato storto. Oggi, a un anno dall'inizio di questa drammatica e storica pandemia mondiale, abbiamo la certezza che questa condizione e queste situazioni non si possono trascinare ancora per molto. Come sindacato, afferma Gero Acquisto della UIL, raccogliamo il grido di disperazione dei lavoratori in cassa integrazione che non vedono arrivare il loro sostegno economico. E lo facciamo con l'empatia, la sensibilità, la solidarietà con cui amiamo assistere e tutelare le istanze di quanti si sono affidati e sempre più si affidano a noi. Per questo, continua Gero Acquisto, intendiamo muoverci nel loro interesse, cercando di capire dove si è creato l'inghippo per spingere l'INPS ad accelerare e rimuovere gli inaccettabili ostacoli subiti dai lavoratori e dalle famiglie.
Siamo fortemente in ansia e preoccupati, conclude Gelacquisto, ma restiamo accanto ai nostri lavoratori, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, con una passione quintuplicata, come quintuplicate sono oggi le loro difficoltà. Riparte Sicilia è l'hashtag lanciato da Assoimpresa con in testa Mario Attinasi per far ripartire l'economia. Si tratta di una petizione online su change.org che si focalizza su 3 punti fondamentali: far ripartire l'economia, riaprire le scuole e restituire centralità ai medici di famiglia. Vediamo. L'economia è al collasso, i prossimi mesi saranno decisivi per aziende e imprese. I numeri dicono che se non dovessero essere presi dei provvedimenti idonei, adeguati, si rischia un'ecatombe economica. Ma purtroppo per le imprese italiane l'anno 2020 è stato un anno disastroso, con un bilancio economico di oltre 500 miliardi in meno di volume d'affari rispetto all'anno 2019. E se non si prendono provvedimenti urgenti, seri e concreti, il 2021 si stima che possa essere un anno ancora più catastrofico. Si parla di oltre 2,5 milioni di disoccupati. Quali sono le misure, tra virgolette, consigliate da Assoimpresa per non far morire economicamente il Paese in questo 2021 che si rivela un anno fondamentale, decisivo? Sì. Misure che potrebbero scongiurare la morte dell'economia delle imprese italiane, ma io le riassumerei in 3 punti. Primo punto, ristori fino a giugno del 2021. Secondo punto, cassa integrazione fino a settembre del 2021. Terzo punto, anno bianco fiscale in Italia. Presidente Attinasi, Assoimpresa sta lanciando un'iniziativa importante, una petizione online che si spera possa essere firmata da tanti concittadini. Ce ne parli? Sì, una petizione lanciata su change.org, rivolta a tanti nostri concittadini e tante imprese, ed è un appello che noi rivolgiamo al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Faccio una breve considerazione. Per poter vaccinare tutti in Italia, con il tema della doppia vaccinazione, probabilmente occorreranno 90 milioni di vaccini e con questi ritmi significa che ci vorranno probabilmente degli anni. È impensabile aspettare tutti questi anni. Cosa facciamo nel frattempo? Chiudiamo tutte le attività commerciali? D'altronde i dati recenti ci dicono che nonostante la chiusura delle attività commerciali il livello del contagio è rimasto invariato. Quindi facciamo 3 proposte. La prima, riaprire tutte le attività commerciali in sicurezza. Chi viola le regole dovrà essere sanzionato in maniera esemplare. D'altronde è impensabile chiudere e dichiarare a morte interi comparti economici perché c'è qualcuno che non rispetta le regole. La seconda proposta, riaprire le scuole, riaprire le università, utilizzando sistemi di trasporto in sicurezza e utilizzando anche alcuni sistemi di trasporto tipo bus turistici che per esempio in questo periodo sono completamente fermi. Infine, la terza proposta, diamo centralità ai medici di famiglia, diamo centralità ai pediatri e alle farmacie. In questa maniera possiamo aumentare il ritmo di vaccinazione nel nostro Paese. Noi siamo fiduciosi, auspichiamo un cambio culturale del nostro Paese affinché possa scongiurare una morte economica del nostro sistema economico e quindi dico firma la petizione. Andiamo a Capizzi, comune del Messinese che è zona rossa da un mese. C'è il servizio. Il punto della situazione praticamente è un bilancio assolutamente terribile per la nostra comunità. Se si pensa che nel solo mese di gennaio abbiamo avuto 4 decessi per Covid, cioè un numero assolutamente elevato in relazione alla popolazione, mentre se ci riferiamo a tutto il periodo da ottobre ad oggi abbiamo avuto 7 decessi per Covid, quindi come lei potrà immaginare una popolazione, una comunità provata e segnata seriamente da questo virus. Al momento la situazione
e di 43 positivi al Covid accertati, di cui però la maggior parte, circa 32, sono ascrivibili al focolaio che è scoppiato nel mese di gennaio all'interno della casa di riposo San Giacomo, ed è il luogo proprio in cui si registrano le maggiori criticità e in cui veramente necessita un intervento immediato, perché si rischia veramente di decimare tutta la popolazione ospite di questo centro per anziani. Sindaco, ad aggravare tutta la situazione, nelle scorse settimane c'è stata questa festa di compleanno svoltasi a ridosso delle feste natalizie a Nicosia, dove a quanto pare hanno preso parte diversi cittadini di Capizzi. Nelle scorse ore c'è stata anche una serie di perquisizioni da parte della Guardia di Finanza di Nicosia per fare luce su eventuali responsabilità. Lei come vede tutta questa vicenda? Io ho appreso stamattina dagli organi di stampa che c'è perché è stata effettuata questa perquisizione proprio per fare luce su questa vicenda che oramai si protrae dal mese di dicembre. La mia posizione è stata fin dall'inizio chiara, perché io già ho avvertito il pericolo per la mia comunità di un praticamente peggioramento della situazione all'interno del centro già dai primi di dicembre, perché notavo dei comportamenti da parte dei cittadini non tanto conformi a quello che sono le norme anti-Covid, e soprattutto per la reticenza di alcuni soggetti che non manifestavano il loro stato di salute, e ciò ha aggravato ulteriormente la situazione. Noi eravamo in una situazione che già moltissimi soggetti asintomatici giravano per il paese, forse anche ignari di tale situazione. A questo ha contribuito in maniera forse marginale quello che è stata la festa del compleanno a cui si riferiscono ormai nota a tutti, del 20 di dicembre, in cui alcuni soggetti erano positivi e quindi hanno determinato l'insorgere di un piccolo focolaio di una decina di persone, 10-12 persone, non più di questo. Però queste persone, poi associate ai comportamenti non tanto conformi delle attività natalizie e delle festività di Capodanno, hanno fatto sì che il 3 gennaio il nostro centro fosse dichiarato zona rossa, in quanto aveva un numero di contagiati elevato, ma non tanto per questo, tanto per la tempistica e la rapidità con cui il contagio si stava diffondendo. Oggi l'ultimo saluto al professor Angelo Scifo, 3 volte sindaco di Agrigento e figura di rilievo del panorama politico siciliano. Morto 6 giorni fa a Bologna, oggi torna nella sua città. Le commosse parole del figlio Salvatore alla fine della celebrazione. Vediamo. Oltre alle persone che hanno scritto, i suoi compagni di classe. Angelo ha studiato legge a Palermo, ha fatto l'insegnante al liceo scientifico e poi il professore all'università. Tanti dei suoi alunni ancora si ricordano di lui e ci hanno testimoniato cordoglio. Sono passati 50 anni. Angelo ha intrapreso la sua carriera politica per passione tra queste strade, fondando i Giovani della Democrazia Cristiana. Ancora ricordo la sede di Buonamorone, dopo il tabacchino. Io ero piccolo. È diventato sindaco per la prima volta a 30 anni, nel 70, quando oggi conseguiamo la laurea. Lui amministrava una città. Ancora rivestirà la carica nell'83 e nell'88 e sarà l'unico eletto sindaco 3 volte nella storia di questa città. La politica è stato l'amore della sua vita. La città di Agrigento, la casa in cui questo amore si è celebrato, per 30 anni. Siete in tanti ad aver condiviso a vario titolo e con ruoli diversi questo cammino con lui, non è vero? Sapevamo da sempre che sarebbe voluto tornare qui e abbiamo rispettato la sua volontà. Da figli abbiamo sempre ammirato lo spirito con cui dal 92, quando ci siamo trasferiti a Bologna, si è dedicato alla sua famiglia. Davvero non si è concesso nulla, davvero non ci ha fatto mancare nulla. Ma sapevamo bene che il suo amore verso di noi era riflesso di un dovere morale di impegno, di un bisogno di dare il proprio personale contributo alla sua comunità, alla sua città, alla sua famiglia. Questo bisogno è stato il fuoco che ti animava, non è vero papà? Ma come ricordarlo se qui ad Agrigento noi non c'eravamo? Allora sono entrato nel tuo studio, tra le penne, i libri e gli innumerevoli faldoni. Sono entrato, tra le foto in bianco e nero incorniciate e i fermacarte in metallo. Ho cercato qualcosa che mi facesse toccare con mano cosa hai fatto per questa città, come sei vissuto qui, gli incontri che avrai certamente avuto, i progetti che sarai riuscito a far approvare, le persone che hai incontrato e toccato con la tua umanità.
Abbiamo trovato quel bilancio dell'amministrazione comunale in blu 89-90. Sindaco Scifu, vice sindaco Scozzari, assessori, Alain Malfino, Broccoleri, Di Mauro, altri. Sono nomi che di certo voi conoscete. Da piccolo li sentivo nominare, è passato tanto tempo. Urbanistica, piani particolareggiati, trasporti, parcheggi. Guardavamo il disegno di quello di Piazza Sinatra. Reti fognanti, quadrivio, San Leone, Villa Seta, illuminazione, nettezza urbana. Volevo vedere il frutto del tuo lavoro, il segno del tuo passaggio. Ma in aggiunta al lavoro papà ci ha dimostrato il rispetto delle persone. Riuscivi a discutere, persino a questionare con qualcuno, ma mai questo ti squalificava i suoi occhi. Sapevi essere tagliente come una lama quando volevi, ma non lo facevi per denigrare. Eri temuto, anche da me. Ma come un re sa farsi subito, vedevi i bisogni della gente, li capivi, li comprendevi, cercavi di risolverli. Sapevi astrarre, parlare di teoria su fino al cielo, ma camminavi per terra, nelle scarpe delle persone normali, comprendendone le necessità, a volte perfino anticipandone i desideri. Hai amato fare il professore di filosofia al liceo, ce lo ricordavi sempre. Negli studenti, nel silenzio delle loro bocche mentre parlavi, forse ritrovavi il fuoco del sapere che ti bruciava dentro. Hai sempre detto che la politica era la suprema delle arti e citavi brani antichi che non conoscevo allora e che non ricordo più oggi. Perché il prezzo della grandezza è la responsabilità, e tu lo sapevi bene. Perché i grandi uomini si misurano da ciò che danno, non da ciò che ricevono. Ho cercato qualcuno di questi brani per parlare ancora una volta con te, perché gli amici qui presenti possano sentire dalle loro orecchie i tuoi pensieri, possano ascoltare tuttora la tua bella voce, calma e profonda, possono guardare i tuoi occhi vigili e veloci, riescono a percepire il movimento dei tuoi pensieri. Quelli che uscivano solo quando lo volevi, non eri tipo da parole al vento, ma quando le parole uscivano, a volte per una riflessione, più spesso per un guizzo rapido della tua mente, calzavano come un guanto su misura, centravano come una freccia l'obiettivo. Il brano dice: qui ad Atene noi facciamo così. Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, ma come una ricompensa al merito. Qui ad Atene noi facciamo così. Ci è stato insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell'universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso. Qui ad Atene noi facciamo così. Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile. E benché in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh, tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla. Mi fermo, guardo il panorama dalla veranda di casa, dall'alto si vede San Leone e il mare. Immagino ripercorrere in tutti questi anni le strade di questa città, quelle che percorrevi in preda all'entusiasmo del fare e della gioventù, e quelle che erano ancora ciottoli, esterno e pietre, e che tu hai trasformato. Oggi qualcuno celebra il suo professore, oggi qualcuno il suo sindaco, qualcun altro il suo compagno. Mia mamma piange suo marito, noi piangiamo nostro padre. Ma questa città può salutare con orgoglio suo figlio che torna a casa, un figlio notevole, un figlio di cui andare fieri.
Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. La pandemia Covid caratterizza l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Sicilia. Oggi la cerimonia nell'aula della Corte d'Appello di Palermo. Il servizio. L'urgenza di riformare la giustizia anche grazie alla Recovery Fund e gli allarmi su corruzione, legami tra cosche e politica, oltre ai tentativi di nuove strumentalizzazioni per attenuare il disagio economico creatosi con la pandemia, sono i temi emersi nel corso della cerimonia light in Cassazione per la tradizionale inaugurazione dell'anno giudiziario 2021. Oltre al capo dello Stato Sergio Mattarella sono intervenuti tutti i rappresentanti delle maggiori istituzioni a partire dal premier Giuseppe Conte, presente anche il ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Niente inerzia, niente scorciatoie sommarie, magari col sacrificio di qualche singolo David Ermini. Nell'intervento pronunciato all'inaugurazione del nuovo anno giudiziario si conferma come un vicepresidente del CSM autonomo e realista. Arriva a chiedere anche alla magistratura una rifondazione morale, a compiere un'operazione di ulteriore sconvolgimento. Invece è considerato per molti di tutto tranne che morale e però il libro Intervista a Luca Palamara, uscito da pochi giorni. L'ex magistrato radiato dal CSM pochi mesi fa ha raccontato la sua verità sugli ultimi decenni della magistratura, una storia che resta ben lontana dal palazzaccio, dove invece con solennità si è inaugurato un nuovo anno per la giustizia, ma in grado di far tremare tutto il potere giudiziario e di mettere in discussione quel processo di ricostruzione della credibilità che tante toghe avevano messo in piedi. E in Sicilia cosa accade sulla nostra amata terra? L'emergenza Covid e le conseguenze della pandemia sono certamente protagoniste anche nella relazione annuale sullo stato della giustizia nel distretto di Corte d'Appello di Palermo. I 7 femminicidi commessi e i 13 tentati, con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente, sono il dato peggiore dell'andamento dei reati denunciati dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020 nel distretto di Corte d'Appello di Palermo. Altro dato allarmante arriva dai delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare dal reato di corruzione, con il numero di denunce lievitate da 57 a 75 12 mesi. Il settore dei reati contro la pubblica amministrazione in totale registra un lieve aumento, con i reati che salgono da 3.552 a 3.832. A confermare infine le gravi difficoltà economiche conseguenza della pandemia ci sono i dati sull'usura in notevole crescita, la ripresa dei prestiti a tassi usurai per gli inquirenti, diretta conseguenza della pandemia che ha messo in crisi l'economia palermitana e chiuso i rubinetti del credito bancario. Il presidente del Tribunale per minorenni di Palermo, Francesco Micela, lancia l'allarme droga fra minori. Quello della droga si ripropone, afferma, come fenomeno emergente che oggi investe già i ragazzini di 12 anni abituati a fumare eroina. Nessun accordo invece fra i boss e la mafia nigeriana, almeno non esplicito, ma una tacita intesa dettata dalla ferocia di 3 cult che dall'Africa hanno colonizzato negli ultimi anni alcuni quartieri storici di Palermo, a cominciare proprio da Ballarò. Soltanto nel luglio del 2020, rileva poi Frasca, in acque territoriali di Lampedusa e Linosa si sono registrati oltre 100 sbarchi di oltre 2000 cittadini extracomunitari. Altrettanti sbarchi sono avvenuti sulle coste agrigentine e trapanesi di piccole imbarcazioni con massimo una ventina di migranti a bordo. Gli sbarchi fantasma provenienti dalla rotta tunisina, sebbene possano apparire frutto dell'autonoma iniziativa di pochi migranti, sono invece nella gran parte dei casi episodi riconducibili a un preciso disegno della criminalità organizzata radicata in Tunisia, ma stavolta in stretto contatto con quella italiana. E poi l'associazione mafiosa Cosa Nostra continua ad esercitare il suo diffuso, penetrante e violento controllo sulle attività economiche, imprenditoriali e sociali del territorio. Permane inoltre una situazione palermocentrica nell'ambito della quale i mandamenti mafiosi più potenti sono ancora quelli di Pagliarelli, Portanuova, Ciaculli, Brancaccio e Villagrazia Santa Maria di Gesù. Secondo i magistrati della direzione distrettuale antimafia non ci sono segnali di una ricostituzione della commissione provinciale 2.0 azzerata nel blitz del dicembre 2018.
Nel comune di San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, sciolto per infiltrazioni criminali, si vota la prossima primavera e così anche a Vittoria in provincia di Ragusa. Il 2 maggio il primo turno, il 16 maggio l'eventuale ballottaggio. Così ha disposto il governo Musumeci su proposta dell'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto. Inoltre sono confermate le date per le elezioni nel comune di Tremestieri Etneo in provincia di Catania, domenica 14 e lunedì 15 marzo, e le elezioni provinciali di secondo livello domenica 28 e lunedì 29 marzo. Da lunedì 1 febbraio 2021 arriveranno nelle case e nelle aziende dei contribuenti 2 regali dal governo giallorosso: milioni di cartelle e avvisi di accertamento ed un aumento delle tasse sugli immobili. Questo è l'effetto della politica dei brevi rinvii attuata dal governo a seguito dell'emergenza Covid-19. Rinvio poco a poco, così ti tengo sempre sottomesso. A dirlo l'avvocato Ernesto Fiorillo, presidente nazionale di Consumatori Associati, che aggiunge: si tratta di 2 azioni assurde, illogiche e punitive, poiché in questo momento gli italiani, salvo rare eccezioni, non sono in grado di pagare. Consumatori Associati ha avviato dal 1 febbraio un servizio gratuito per i cittadini che, raggiunti da una cartella o un avviso, decidano di opporsi facendo valere tutte le loro legittime ragioni. Ma c'è di più. Dal 1 febbraio, evidenzia il presidente di Consumatori Associati, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà il SIT, Sistema Integrato del Territorio, che mapperà tutti gli immobili in Italia. Dopo di ciò partirà immediatamente la riclassificazione del loro valore. Ciò significa un aumento di IMU, IRPEF e imposte di registro. Una super patrimoniale passata in silenzio. Sia sulla valanga delle cartelle che sull'aumento delle rendite, continua l'avvocato Fiorillo. Abbiamo avviato un gruppo di studio per 2 class action amministrative. Non si possono dimenticare le esigenze degli italiani, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Se non ci sono i soldi non si può pagare, conclude Fiorillo, e non si può montare una patrimoniale silenziosa con l'aumento delle rendite catastali. La risposta a un'interrogazione parlamentare del deputato regionale Michele Catanzaro ha certificato che ad Agrigento, a Maddalusa, sono stati compiuti dei danni documentati in video da Mariamico da parte dell'impresa incaricata alla pulizia della zona. Il coordinatore di Mariamico, Claudio Lombardo, afferma: lo scorso giugno l'impresa incaricata dal comune di Agrigento ha spianato e distrutto le dune della spiaggia di Maddalusa. Dovevano usare mezzi gommati ed invece sono scesi in spiaggia con una ruspa. Dovevano mantenere il regime dunale e non estirpare la vegetazione spontanea ed invece hanno distrutto tutto, e tutto ciò senza che il committente, il comune di Agrigento, controllasse e intervenisse a fermare questo scempio. Le successive ispezioni delle autorità a seguito della segnalazione di Mariamico hanno documentato i danni arrecati alla natura e nulla è stato fatto per ripristinare i luoghi. Oggi, grazie alla risposta all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Catanzaro, la Regione ha certificato tutto. Alla Regione ripartono i concorsi: 23 posti in assemblea regionale e 8 in ufficio stampa. C'è il servizio. Nuovo concorso per le assunzioni all'ARS. I posti in palio sono 23 e la qualifica è quella di assistente parlamentare, la più bassa fra quelle dell'assemblea, ma che garantisce comunque uno stipendio base di 1.500 euro netti al mese. I requisiti sono essere maggiorenni, aver conseguito la licenza media con il massimo dei voti o il diploma della scuola superiore con qualsiasi voto, essere cittadini dell'Unione Europea e non avere superato i 41 anni. Per partecipare bisogna iscriversi al concorso sul sito dell'ARS e pagare una tassa di 10 euro entro l'11 febbraio. La selezione si terrà con una prova preselettiva, 3 test scritti e un orale. La preselezione permetterà di scremare l'elenco dei partecipanti fino a 400 candidati. Chi supera questa fase dovrà affrontare un test di storia di diritto costituzionale, uno sul pronto soccorso e sulla sicurezza sul lavoro e un'ultima prova ancora, una volta sull'inglese. Infine l'orale, diviso in 3 fasi sulle stesse materie delle prove scritte. La Regione inoltre ha fatto ripartire il concorso per le assunzioni nell'ufficio stampa, che ha portato alla costituzione dello staff comunicativo di Palazzo d'Orleans. Adesso si cercano 3 istruttori e 5 funzionari. Tra i requisiti c'è l'iscrizione all'elenco professionisti dell'Ordine dei giornalisti da almeno 10 anni. Le domande da trasmettere via posta elettronica certificata vanno inviate, anche in questo caso, entro l'11 febbraio.
I carabinieri della tenenza di Ribera hanno arrestato un uomo di 37 anni con l'accusa di maltrattamenti ai danni della moglie. Il disoccupato, che ha piccoli precedenti penali, avrebbe insultato e picchiato la moglie anche in presenza dei figli. 2 giorni fa nei suoi confronti era stata emessa una misura cautelare che lo allontanava dalla donna e dalla casa. Ieri però, dopo essersi ubriacato, si è presentato in casa della donna, ha forzato la porta d'ingresso ed è entrato per picchiarla. La suocera, presente in casa, ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti in pochi minuti e l'hanno arrestato. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.